Sindaco Grossato, sindaco di Rosolina, e la Via delle Valli diventa un museo diffuso a cielo aperto, una iniziativa. Come è venuta l'idea? Rosolina si sta consolidando sempre di più per un turismo come di vocazione plein air, un turismo lento di visitazione, e andiamo a inserire questo importante percorso, che è già un percorso esistente, tra l'altro molto gradito anche dai cicloturisti, con 2 torrette di avvistamento dove uno, alzandoci solo da 1,5 metri da terra, può scorgere degli scorci incantati sia delle valli sia delle lagune che sono lì sulla strada delle valli. Perciò andiamo ad arricchire l'offerta della vacanza qui a Rosolina Mare. Chiamiamolo un museo naturale diffuso. È un museo naturale diffuso, perché poi abbiamo altri 2 luoghi di visitazione proprio nel centro di Rosolina, che è il Museo delle Dune e degli Orti, e sempre di più andremo a completare una rete di piste ciclabili, di percorsi pedonali, dove stando all'aria aperta uno può veramente ammirare quanto è stata generosa la natura con il nostro territorio. Quindi un'offerta in più per i turisti, è l'occasione per andare a farsi un giro a Rosolina per vedere, che merita veramente. Grazie.